Apocalisse capitolo 16 e prime tre calici. Sentite poi una voce assai potente che sceva rinda a chi lo santuario e riceve a chi gli sette angeli. Iad è revocata in coppa a tutta la terra che gli sette calici raccogliere e Dio. Partetto prima e revocai chi lo calice suo in coppa a terra e subito in cuore a tutti quelli che tenevano chi lo mirca che la vestia in fronte. E se ne mise che faccia allora in terra paturà che la figura soia, scoppiai una chiaia, chine sperpetue e assai fedente. O secondo angelo arrapacai che locale girindo o mare e subito tutta l'acqua romara davanti a chi ne sangue, come o sangue tutti quelli che erano morti scannati. E rinda un momento murettano tutti quelli pesci che stavano rinda a chi mare. O terzo arrapacai che locale suoi rinda i ciumi e rinda sorgive l'acqua, eppure che essa diventava rossa come o sangue. E tanto sentite che l'angelo che aveva avuto il potere di arrapacare il calice rinda a quell'acqua che riceva. Tu sei sempre giusto, Signore, che campa e sei sempre assistito, perché tu sei santo. E ti sei mostrato un giudice assai giusto. Loro hanno fatto gettare sangue a tutti quelli che ti appartenevano. E a tutti i profeti che si erano messi a parlare a nome tuo. E mo tu eravate a bevere a loro tutti che lo sangue, a cui si hanno avuto che lo castigo che loro si erano acchiettate. Poi sentite una voce che sceva, rintallardare e riceva. Sì, perché tu, Signore, sei Dio e tutto il mondo, sei l'onnipotente, eppure tutti i giudizi tuoi sono assai veraci e sempre giusti. Quarto, quinto e sesto calice. O quarto angelo arravagai purissi il calice suo in coppa o sole, che diventai tanto infugato, che facette tormentare la gente con cavere sue. E a così tutta la gente fu una bruciata rinda a chi lo cavero terribile. E loro, invece che cagnare la cava, e a vita a loro, e a domandare perdono e a rendere roli a Dio, si mettete negli astamao nome Dio, che teneva rindo il potere sui fragili che sta maniera. O quindi arrapacai che il locale suo in coppa o trone che la vestia, e subito tutto il regno suo fu arravogliato in un oscurore. L'uomo si muzzicavano la lingua a loro, pure loro riastimavano Dio o cielo, che aveva mandato un gol a loro tutte che le dure e tutte che le chiaie, invece si pentì e tutte che le infamità che avevano fatto. O sesto arrapacai che il locale suo in coppa a chi il rosso ciume che è l'Eufrate, e tutta l'acqua sua fu subito asseccata per preparare il cammino a tutti che re che venivano a levante. Poi vedete tre spiriti zuzzusi che zumbavano come una rana vottola e ascevano rinda la bocca che lo dragone, rinda la bocca che la bestia e rinda la bocca lo profeta Favazza. Chi erano spiriti tutti che li diavoli che facevano sforge e prodigi e tenevano potere sa cucchiare tutti che re che stavano in coppa la faccia della terra per far cucchiare perché la guerra che sarà fatta 30 kg giorno terribile e Dio che comanda in coppa a tutto il mondo. Abbrate a voi perché il Signore dice, o vi can, io vengo con mano mariuola, viate a chi che sta asciatata e te ne portate mani e veste soie, perché così non la toccherà il romane a nure se mostra innanzi all'occhio e tutta la gente, tutte vergogne soie. E che questi tre spiriti zuzzusi facevano a cucchiare insieme tutte il re a terra, rinda a chi lo pizza, e rinda la lingua e l'ebrea si chiama Armageddon. O settimo calice. Pochi lo sette angeli arravagai o calice rinda all'aria, rinda il santuario ro cielo, e ascetta una voce che pareva una tronata e ricetta forte, è fatta. E tanto si fretta nei lampi, si sentette nei schioppi, e i truoni, le nutramonte assai violente, che quando si stende l'uomo, che la faccia della terra non mai vista, e non si era mai sentito un terremoto a così terribile. Che la città rossa fu spaccata in tre parti, e tutta la di città romana si scarupava in terra. Dio si ricordai pure la Babilonia, che è la città così rossa per la far vivere che il locale cevina, che affiurava che il castigo suo è assai terribile. Tutte le isole scomparette una coppa a faccia della terra, e scamparettano pure tutte i mondi. Poi cominciai una rannugliata così rossa, che ogni pezzo ranna le pesava mezzo quintale. E cominciai a carencola a tutta la gente, e tutta la gente cominciai a stamare a Dio, perché lo fragile era granulato, che coglieva con tutta quella violenza che era assai rossa.